Eccoci tornati di sabato pomeriggio e annuncio subito la rubrica che mi sta molto molto al cuore, l'immigrante. Eccoci, questa sigla per me ha un valore inestimabile perché è un brano che ho scritto con Enrico Di Napoli, il grande anfitrione, e mi ha accompagnato in tutti questi anni di Emigrante. Questo programma, prima rubrica, adesso ha oramai più di 12 anni, credo, adesso dovrei fare i conti, e ogni volta mi stupisco di storie intense e sono felice di avere oggi qui con me un gallerista, un ballerino di tango, oltre che insegnante, Peter Manchia. Peter, grazie e benvenuto. Ti vorrei dare un applauso da stadio, ti devi accontentare. Grazie, ti devi accontentare di questo applauso di discoli che sono dietro le quinte, come lo sei stato anche tu fino adesso. Esatto. fino adesso. Sì. Intanto come stai? Io sto bene, sono felice di essere qui e di raccontare un po' la mia storia. Beh, tu hai una storia molto intensa, molto bella e molto impegnativa, diciamo. Sì. Perché, a parte che tutte le storie poi alla fine, no, se uno va a spulciare, mi piace sempre a me questo termine, perché se uno va a conoscere le persone a fondo, trova sempre poi comunque degli spunti importanti. Esatto. E io volevo partire subito con una foto. Andiamo con la prima foto. E da questa foto tu dici perché Marilyn? Sì, giusto. Sono stata attenta. Perché Marilyn? Lui si chiama Peter e ha un fratello che si chiama Gregory. Al fratello esatto, ci arriviamo dopo. Perché ti chiami Peter? Sì, certo, non Marilyn. È un aneddoto curioso perché mia madre, diciamo, voleva un maschio ed una femmina e quindi il primo si sarebbe chiamato Gregory e la femmina Marilyn, come Marilyn Monroe. E invece sono nato io, maschio, però non si era deciso il nome. E quindi mio padre, quando si trovò davanti all'anagrafe per dare il nome, non sapeva cosa mettere perché non si era discusso. E allora vide lì a fianco un pacchetto di sigarette di Peter Sanderman. Esistono ancora? Non facciamo pubblicità? Non lo so se esistono ancora, non lo so, forse no. Non fumo, non me ne che intendo. Non fumo, scherzo. E quindi disse Peter Manchia con l'accento sulla I, Manchia. Ah, ho capito. Beh, vedi, questo non me l'hai detto, e allora così nacque il mio nome, Manchia, allora vedi, il primo errore ci sta. Tu hai il nonno che parte dalla Sardegna. Parte da Olbia, sì, lui, il nonno sì, Nicolò, faceva il finanziere e fu trasferito ad Orbetello, dove poi conobbe sua moglie e la nonna. C'è da lì, esatto, la nonna Rina, c'è da lì nacque mio padre Carlo. Si trasferirono poi a Civitavecchia dove si sposò con mia madre Oriana e poi siamo andati noi, io e mio fratello, quindi diciamo, tu questa è la storia. Io sono sardo, in realtà, anche se sangue poi sardo. hai avuto questa vita piena di spostamenti, ma più che geografici, anche geografici, ma sono anche proprio di interessi nella vita. Perché partiamo da quest'altra foto che alla regia e vediamo dove siamo già arrivati, perché hai una storia pazzesca. Questo è Gregory, giusto? No, questo sono io. Sei sempre tu? Questo sono io di piccolo, sì, non so, avevo 3-4 anni. Ma come mi hai detto, ti ho mandato la foto di mio fratello? Sì, quella da adulto, no, esatto, quello da adolescente. Va bene, allora ti devo, guarda, non ti posso sculacciare perché non mi sono preparata, ma io lo faccio. Lo faccio con le scarpe che mi hai portato, perché dopo andiamo a capire che cosa sono queste scarpe. Quindi questo sei tu da piccolino? Questo sono io, sì, sono io da piccolino e ho avuto un'infanzia bella, cioè devo dire. Serena, sì. Il tuo obiettivo era quello di stare in pasticceria con papà ed aiutarlo. E vediamo un'altra foto, giusto? Dopo, diciamo sì. Questo, andiamo per, eccolo qua, questo è papà. Allora, lui è mio padre, Carlo Manchia, appunto. Sì, lui era pasticcere e artista, pittore, un pittore surrealista. E infatti io sono sempre stato in mezzo all'arte, perché lui quando smetteva dalla pasticceria andava nella sua
boutique del quadro, come si chiamava, a dipingere e a vendere anche i quadri di altri. Perché vi ho detto, la passione poi, ci arriviamo dopo alle galleriste, Io, parte anche da lontano, perché papà aveva appunto, sì, perché anche poi chi fa il pasticcere in qualche modo usa tanti colori, anche se forse beh, è prima una non forma era, d'arte, è esatto, una una forma forma d'arte d'arte. importante. Io ho cominciato a lavorare con lui a 14 anni in pasticceria, non volevo studiare. E devo dire che sono sempre grato di questo, di quello che io ho imparato manualmente, perché è vero che gli studi sono importanti, sì, però imparare anche un po' I mestieri. i Se uno ha mestieri una predisposizione, perché no? Ben venga. allarga un po' il bagaglio culturale, ci si rapporta con le persone che lavorano in un modo diverso, in un modo Poi un sai, si po'. dice che uno non arrivi allo stesso traguardo, ognuno col suo percorso. Non è detto che debbano fare tutti quanti gli stessi Esatto, percorsi. A esatto. volte ci incanalano come dire, in un In certo modo, situazioni ma non è diverse, che è sempre così. Io volevo andare con ovviamente. l'altra foto però che avevo dato alla regia, andiamo. C'è una foto che mi è piaciuta molto, questa foto, non me l'hai data tu, l'ho presa io, Sì. perché questa foto ho trovato un po', secondo me, un po' la tua vita. Ah, è vero, Perché... sì. Il lido c'è tutti i colori Eh? della pittura, dei quadri, esatto, Ho sì. scelto Si bene può rappresentare un po' quel periodo. quel Ma periodo. anche oggi Perché forse, dai, tu anche comunque oggi. aiuti papà nella pasticceria, come hai detto, hai abbandonato gli studi perché ti sei data anima e corpo a questa attività, in Sì, qualche mio modo padre pensavi di fare poi voleva... quello nella Sì, 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 vita. pensavo, ok, quello è il mio futuro, pasticceria, apriamo una pasticceria insieme E invece però la e vita invece la va vita va diversamente. diversamente, lui se ne va, scompare e Tu sei giovanissimo io ho ancora. 20 anni, 21 anni. Mm. Però qui c'è stato un aneddoto un po' particolare perché io dopo un anno poi mi trasferisco a Parma con mia madre e mio fratello insieme ad una persona. Questo è un incontro importante nella mia vita Ma io ti perché ci io voglio portare lì, piano perché tu piano, prima, andiamo ok, con un'altra foto, tu prima di precedo, trasferirti, questo è esatto. tuo Lui è fratello? mio fratello, Ok, sì, questo Gregory. è tuo fratello Gregory, qui era già grandicello, qui è quando vi siete trasferiti più o Eh meno? sì, qualche Mm. anno, sì, 2 anni prima Ma probabilmente andiamo del con trasferimento. un'altra foto che adesso ti sorprenderò. Ahia, eccolo. Quando ti sei trasferito, Sì, 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 questa esatto. me la devi raccontare tu. Beh, io Avevi un filarino avevo un filarino importante. importante, Mm. sì, con una ragazza, possiamo Questa è dire l'isola no. di Ischia, Questa è l'Isola di stupenda. Ischia, questa ragazza è ischitana che viveva a Civitavecchia comunque, con la quale avevo un rapporto e stavo anche bene. Solo che nel momento di trasferirsi a Parma, la madre, diciamo, insomma, ischitana, un po' tradizionalista, se lo possiamo dire, disse o vi sposate o vi lasciate. Io non mando su mia figlia da sola senza che siate appunto sposati, perché Diciamo che una volta era così, una uno volta non era poteva così, partire, anche se stiamo parlando di pochi anni fa, poi perché anni tu fa sei però giovane, però insomma dalle mie parti, perché Campana, dalle mie parti ancora un po' si usa, man mano che si scende ancora si usa, forse un po'. forse adesso no, non Vabbè, so, spero di no da qualche perché parte ancora si usa. quindi o scappavamo o ci lasciavamo. Quindi o facevate la classica fuitina che una volta si Vitina, faceva, sì, 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 invece niente, poi alla fine poi è finita così, insomma, non è però tu me l'hai finita raccontato, bene. quindi in qualche modo l'abbiamo messa. Sì, Ti sì, 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 trasferisci sì. con mamma e Mi con tuo fratello? trasferisco con mia madre su e insieme ad una persona, posso fare il nome? Sì, facciamo il Certo che puoi nome, fare il nome. Giorgio Di Bitonto, che è stato come un secondo padre, Il perché compagno di mamma. esatto, il secondo compagno di mia madre, che noi abbiamo consentito, perché poi c'è sempre il fatto della protezione, no? Con chi ti accompagni di nuovo, no? Chi sono queste persone, che è quest'uomo, non si sa mai, c'è sempre questa cosa. E invece E questo è un questa messaggio persona bellissimo da mandare perché questa persona non solo è stato il nuovo compagno di mamma, ma per voi due è è stato stato un fondamentale. padre assoluto, un padre Ti ha è colui aperto, che come hai ti protegge, detto, ti insegna e ti fa la crescere, è mente. un padre. Io penso sempre che nella vita ci sono più di un padre, non solo quello naturale, ma anche altri che incontri nella vita e che ti fanno crescere. Gli Sono come il esempi padre, poi che ti fanno esempi crescere. sani. Ce n'è anche un altro che ci tengo, si chiama Enzo Becchetti, anche lui adesso non c'è più, è morto da qualche anno, che negli ultimi decenni mi è stato vicino, una persona di grande cuore, un genio, quindi che io ammiravo e stimavo tantissimo, è stata una grande perdita, diciamo, recente, quindi dopo Giorgio Di Bitonto, Enzo Becchetti.
ci tenevo a dirlo. Se Hai fatto qualcuno benissimo. Giorgio, che cosa ti ha dato per cui tu poi hai amato subito la pittura? Perché tu hai detto è stato lui che mi ha in qualche modo... Giorgio è una persona molto colta, giornalista, scrittore e soprattutto anche molto spirituale. Facevamo delle conferenze, io lo accompagnavo su tematiche filosofiche, religiose e spirituali. E mi ha aperto a un mondo bellissimo, quello intanto della crescita personale e poi anche su un discorso cristiano, possiamo dire, nel senso più bello del termine. Perché tu hai detto io ho fatto anche un percorso religioso, un percorso spirituale, esatto, un percorso spirituale bello e... Evidentemente tu sei una persona che ha anche voglia, no? Come una spugna un po' di assorbire, perché non tutti sono così, magari incontri delle cose davanti a te ma non te ne accorgi. No, a me piacciono i cambiamenti, in realtà mi piacciono i cambiamenti. Hai fatto dei cambiamenti dopo? Sì, tanto che poi ho cominciato ad apprezzare lo studio, perché lui è molto colto, quindi mi sono messo a recuperato fare anche lo studio, tutto quanto. E sì, e devo dire che anche lì mi si è aperta insomma la mente ancora in altri di più. Io orizzonti. andrei con un'altra fotografia per vedere dove siamo arrivati con la tua storia fotografica e siamo arrivati al ballo. Al tango argentino, che sì, però arriva amore. Il tango, arriva il ballo, il tango e arriva anche la pittura, l'arte. L'arte, sì. E tu hai anche una galleria. Io quando poi da Parma siamo stati qualche anno, poi mi sono trasferito a Roma, dove ho cominciato a lavorare nell'antiquariato. Questo antiquariato poi si è trasformato in una galleria d'arte contemporanea, perché ce l'avevo dentro poi in realtà, sia l'arte, la bellezza. E andiamo con l'altra foto successiva a questa, perché c'è una persona che comunque con te, esatto. Diciamo la tua spalla in questo senso. La mia spalla, Laura Scribano, che porta avanti con me queste attività, lei si occupa molto di più dell'antiquariato rispetto a me, io più. Perché tu sei distratto, tu sei distratto da altre cose. Non so se riesco a farti adesso un regalino, vediamo un po'. Okay. Abbiamo un video dalla regia, vediamo un po', perché se ce l'abbiamo adesso noi lo mandiamo, vai, e ti faccio un regalino. È la sera dei miracoli. Fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in un stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuole. È l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde.
È la sera dei miracoli, ma è una meraviglia questo Esatto, video. bello, Spero sì, di averti sì, fatti sì, cosa sì. gradita. Mi hai fatto un bel regalo. Io potete dire che questo brano è stato scritto da Stefano Endino, il fisarmonicista, e parlato da Charlie Albert, che è Meraviglia. un grande cantante che ha Attore. che ha portato il folklore argentino in tutto il mondo anni fa. E lui è un grande personaggio, veramente. Quindi io ho avuto l'onore di ballare per Questa questo è una suo brano. registrazione che risale all'anno scorso, mi Sì, sembra. esatto, l'anno scorso. E avete fatto appunto questa tournée, tu e la ballerina? Vanessa Presutti, la mia ballerina e compagna attuale. Che tu hai trovato il tango, hai trovato il ballo, hai trovato l'amore, hai trovato tutto. Ho trovato tutto. Non ti manca niente. No, E queste no, no, scarpe no, invece che mi hai portato? Allora, questi qui fanno vedere quanta fatica, perché comunque cioè, è vero che è una passione, ma io ho anche appunto queste attività, sono gallerista, faccio mostre, quindi poi la sera e nei tempi liberi mi esercito per fare questi show, questi spettacoli, anche a teatro, anche domani ho un'esibizione, e quindi queste sono scarpe da studio e fanno vedere quanta fatica e quanti chilometri di tanco, cioè, come si dice, si fanno per raggiungere certe Uno a un certo punto nella vette, tra vita virgolette. in qualche modo tira un po' le somme, no? Non so se tu sei così, cioè non so se tu le tiri le somme. Puoi ritenerti soddisfatto? Io ho 50 anni. Ho 50 anni. Quindi a questo punto una piccola le somme somma ho fatto un bilancio e dico ok, il prossimo bilancio voglio che sia fatto di un certo tipo. Soprattutto gioia. E siccome la vita è frenetica, il lavoro è frenetico, ci vuole qualcosa che compensi questa cosa. E il tango, anche se faticoso, mi dà quella gioia di esprimere se stessi, di venirsi incontro, di aiutarsi, perché poi quando si va in gara, diciamo in quei spettacoli, ci si aiuta l'un l'altro. Cioè, soprattutto, ecco, per esempio, nell'ultima gara che io ho fatto, importante, finita la gara, ho pianto. Di gioia, Ho pianto perché di uno a un certo gioia. punto si libera. Sì, certo. cioè, questa è una cosa che fa bene diciamo, al Quanti corpo, ore alla al mente, allo giorno spirito. dedichi alla danza? Beh, diciamo che mi Perché ti alleno allenerai 4 volte a tanto. settimana, poi la domenica 3-4 ore, anche il sabato sera, tanto. Sì. Ma come fai? Cioè, va allenata anche in casa, avendo una compagna che Ma in balla casa no, con non te? ho abbastanza spazio, purtroppo no, mi servirebbe una casa con uno spazio più grande. Quindi a dove casa non allenarmi. provate mai, No, riuscite a staccare in qualche modo? Sì. E invece all'altra tua passione, che è il tuo lavoro anche appunto del gallerista, quanto tempo dedichi? Dalla mattina alle 10 fino alle 7 del Perché poi tu curi pomeriggio. vernissage, Esatto. quindi lì c'è proprio un lavoro di preparazione. Quanto tempo prima prepari per esempio un vernissage? Tipo, Una medio. mostra parto almeno 40 giorni prima, e se c'è anche il catalogo ancora prima, perché bisogna prendere tutto il materiale, quindi c'è una buona organizzazione, bisogna chiamare i quadri, le cose, quanti. Noi possiamo dire dove sta la tua galleria, così magari se qualcuno ti vuole venire a trovare in questo momento che hai una mostra speciale, particolare, una mostra lo possiamo anche dire. Lo faccio dire a te. Di Mauro Russo, il nostro amico Mauro Russo, che vedrete tra poco, che curerà la sua rubrica Pittori a confronto. C'è questa personale che durerà fino a lunedì questo, che ci sarà anche un finissage per chi vuole venire. Noi siamo in via Gregorio VII 274. Certo, diciamolo, perché mi sembra giusto, anche perché l'arte, soprattutto la pittura, va proprio, i quadri vanno comunque in qualche modo sponsorizzati. Spesso si parla tanto della canzone, del ballo, del cinema, del teatro, così, però la pittura se ne parla un po' di meno. La pittura se ne parla di meno. E invece l'arte... ma poi ci sono anche degli studi, l'arte crea benessere nelle persone di chi la guarda. Esatto. Assolutamente, è anche una terapia. Ci sono psicologi che portano delle persone nei musei a vedere le opere, perché guardarle in un certo modo creano benessere, ti danno benessere. Ora, acquistare un'opera che ti piace e vederla tutti i giorni in casa è impagabile, ma veramente è una gioia incredibile, anzi... Vi posso dire anche di più è faticoso acquistarla e più la apprezzi nel tempo. Ma quello è un po' tutto nella vita, se te lo sudi in qualche qualche modo ti piace di più. Diamo anche un paio di appuntamenti tuoi, andiamo con un'altra foto, vediamo dove siamo arrivati, perché adesso mi sono
con questo, lei è sempre la tua qui dove eravate? La tua compagna? A Buenos Aires, al Mondiale. Ecco, un momento a Buenos Aires. Agosto scorso. Giustamente. Sì, siamo, Quindi viaggiate anche tanto. Esperienza, sì, viaggiamo, sì, esperienza bellissima, esperienza veramente bellissima perché lì incontri ballerini certo, da tutto il mondo. Ballerini, sì, da tutto il mondo. Gli argentini sono i più forti perché comunque si allenano tantissimo tutti i giorni. Poi ce l'hanno nel sangue, diciamoci la verità. Ce l'hanno nel sangue, ma loro poi la fanno come professione. Magari non mangiano, ma ballano. Ecco. Quindi, noi non mangiare, quella è una cosa... Invece dobbiamo mangiare e poi balliamo se non abbiamo la pancia troppo Intanto gonfia. mangio, poi dopo vediamo. Andiamo invece con un'altra foto, non so se è già... eccola qui la prima locandina per dare un appuntamento. Che appuntamento è appunto questo? domani qui farò un'esibizione e si lancerà anche un corso di tango argentino per intermedio avanzato. Perché in tutto questo tu trovi il tempo anche per insegnare. Io sì, sono anche insegnante, diplomato e... Nel recupero degli studi, hai recuperato tutto. A volte non so come faccio, però poi alla fine. Ma sai che c'è, che se qualcuno non ti mette riesce. diciamo, in fila poi le cose che fai, come in questo caso che abbiamo dovuto un po' rivedere la tua vita, Sì. forse uno se lo scorda, no? Sì, Andiamo invece con l'altra foto che è un'altra locandina. Questo è un concerto che si farà il 12 ottobre. E lei è Anna Carina Rossi, una concertista a livello internazionale, uruguaiana, molto brava, molto brava. Ci sarà questo concerto con questo pianista e io farò 4 interventi e penso che sia diciamo, un bello spettacolo. Anzi, tra l'altro ho saputo che ci sarà, sorpresona, la vedova di Astor Piazzolla, Oddio, che ha 90 anni e mi hanno detto che è una diva, cioè è tutta, proprio, posso dire, ancora molto rampante. Beh. E sta a Roma, ha saputo di questo concerto e verrà lì, quindi sarà allora, ospite. Tutti lì, il 12. Tutti il 12 lì, assolutamente a Ditemi vedere quanto tempo ho, se abbiamo ancora un minuto abbiamo. Allora, in quest'ultimo minuto, tutte queste cose che fai, tutte queste arti, dove ti senti? Questa è un po' una domanda stupida, lo so, però a volte c'è qualcosa che ci appartiene di più. Allora, mi sento dove riesco a liberare la mia anima. Quindi nell'arte contemporanea, non in tutto, in certi aspetti, e nel tango soprattutto, sì, anche lì in certi aspetti. Dove l'anima si libera, dove l'anima è gioiosa, lì sta la vita e c'è tante cose belle che Peter Manchia? Manchia, è così è il nome. Io ti ringrazio per essere stato qui all'Emigrante, grazie. E con voi ci vediamo subito dopo la pubblicità con tante cose.